Si è svolto oggi nei pressi del porticciolo Cesco Tedesco ad Agrigento a San Leone un evento di mototerapia denominato Take Away, in massima sicurezza e seguendo i protocolli sanitari. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Motorlife di Agrigento, presieduta da Rosario Farrugia, e ha visto anche la presenza del campione e dell'inventore della mototerapia Vanni Odera, che ha deciso di continuare l'attività con un nuovo progetto, la mototerapia Take Away, vista l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e l'impossibilità di svolgere eventi nelle corsie degli ospedali o in luoghi pubblici. Il campione con la sua moto ha raggiunto i bambini e i ragazzi direttamente nei luoghi dove vivono. Oggi battesimo di fuoco per la mototerapia Take Away. La Motorlife sposa un progetto di un campione del mondo quale Vanni Odera, inventore della mototerapia. Oggi inizia un percorso per noi, porteremo la mototerapia in tutta la Sicilia e non solo. Andremo forse pure Calabria, Puglia, avremo un bel po' da fare. Il nostro obiettivo è regalare quanti più sorrisi possibili a tutti i bambini speciali che vogliono provare l'emozione di venire in sella in moto. Utilizzeremo delle moto elettriche, moto a benzina, quad, ci sarà da divertirsi. Abbiamo portato qui la mototerapia Take Away, che è l'evoluzione durante il Covid della mototerapia, ovvero noi portiamo la moto, portiamo dei divertimenti, delle passioni ai bimbi e ai ragazzi disabili che sono in quarantena. Sono qua in Sicilia perché abbiamo scelto un collaboratore molto stretto a noi che si chiama Rosario, che porterà avanti questo sogno durante il 2020 qui in Sicilia. Adesso stiamo formando delle persone, stiamo formando un gruppo, abbiamo portato giù tutte le macchine per igienizzare, sanificare, perché tra un bambino e l'altro bisogna sanificare e igienizzare tutto, moto, abbigliamento. Quindi la cosa è stupenda perché Sicilia, nord, tutto e si riunisce di nuovo tutta l'Italia così, è spettacolare, anche perché qui in Sicilia ho trovato delle persone uniche, fantastiche. Ecco, la cosa come è stata recepita a livello locale, in particolare la vostra utenza a chi si indirizza? L'utenza ci indirizziamo soprattutto sui ragazzi disabili e i bambini oncologici. C'è da dire che qui veramente quando tu proponi questi tipo di cose, la gente qua ha cuore rispetto che al nord, c'è da dire questo perché qua è fantastico. La prossima tappa, adesso poi io tornerò su, sarà Milano e Genova. Allora, questo motorhome viene utilizzato per il cambio dei piloti e degli operatori. Una volta che i piloti si sono cambiati, il motorhome viene chiuso, viene attivata questa macchina, eccola qui, è una macchina igienizzante che ci ha fornito il nostro sponsor, che viene utilizzata solitamente nelle sale operatori per igienizzare le sale operatori. Igienizziamo questo motorhome e l'altro che invece contiene i mezzi. Questo 5 minuti il motorhome, 5 minuti l'altro, igienizziamo tutto, ci ricambiamo e riprendiamo un'altra attività. Io sono Bughi, sono nell'entourage di Vanni e stiamo facendo surf col simulatore e il visore 3D. Ti piace? Digli un po' cosa vedi? Il sottomarino. Come il sottomarino? Sì. Sei nell'onda? Sì. Vero. Com'è? Occhio! Ci siamo! Com'è? Stonda va o non va? Sì. Va o non va? Reggi, piega queste gambe, vai! Com'è andata? Alla grande. C'avevi anche la TV che ti riprendevi, hai visto? Cos'è che vedevi praticamente? Raccontaci. Onde. Onde. E tu che facevi? Sull'onda? Navigavo. Bene, eri contento? Alla grande. Grazie. Ciao, ciao.